Ambientare una conferenza stampa in una scenografia teatrale è poi portare i cronisti in un'aula scolastica ad ascoltare quella che non è proprio una lezione di un maestro, quanto la presentazione del nuovo direttore del Teatro Stabile del Veneto. Massimo Ongaro si presenta nel nuovo incarico sul palco del Teatro Goldoni, con le idee chiare fin dal primo progetto, un'evoluzione da premio a programma teatrale vero e proprio per quello che era stato il Premio Teatro Off. Proposta di teatro contemporaneo, teatro di innovazione, che ho voluto però basare sulle migliori risorse, sulle migliori proposte artistiche del nostro territorio. Quindi la rassegna che abbiamo composto, oltre a 2 spettacoli di livello nazionale, sarà composta esclusivamente di artisti e compagnie che vengono dal nostro territorio. Riteniamo di fatto che dobbiamo essere il loro principale referente e dobbiamo farci carico di valorizzare e promuovere le nostre specificità artistiche. Qualche nome di questo tipo particolare di Chilometro Zero? Babilonia Teatri, la compagnia veronese che sta assurgendo a livello anche internazionale sui palcoscenici di tutta Europa, TAM Teatro Musica di Padova, compagnia storica di Michele Sambin, che ora sta elaborando numerosi progetti legati all'interazione tra teatro e arte contemporanea, e molte altre a seguire. 10 in totale fra il 16 dicembre e il 29 aprile, suddivise fra Padova e Venezia, cercando di catturare anche pubblico più giovane o comunque nuovo per le platee. Ma il neodirettore avrà anche il compito di gestire una sfida complessa, il passaggio dello Stabile a Teatro Nazionale, con tutti gli oneri, oltre gli onori, che un progetto simile comporta. Voi sapete che c'è un nuovo decreto ministeriale che ci impone di cambiare pelle. Ci suggeriscono di provare ad essere inseriti nell'elenco dei migliori teatri italiani come Teatro Nazionale. Ci proveremo, ci stiamo organizzando per poterlo fare. Ho trovato una struttura che risponde in maniera ottima alle sollecitazioni, quindi sono ottimista rispetto al fatto che potremo presentare un progetto adeguato per rispondere a questa nuova sfida. Quindi questi cambiamenti insomma saranno importanti, ma c'è una buona struttura di base. Sì, la struttura è buona, il lavoro fatto finora da chi mi ha preceduto è stato buono, quindi io sono stato molto contento di trovare una situazione già molto ben avviata e su cui io possa lavorare per arricchirla e migliorarla. Che difficoltà maggiore avete per passare appunto a nazionale? Il numero di produzioni e la qualità delle produzioni stesse, ma su questo stiamo lavorando e insomma bisognerà anche che i nostri attuali sostenitori, le 2 città di Padova e di Venezia, la Regione e anche il Ministero che soprattutto ha promosso la riforma, ci seguano e ci supportino nel nostro lavoro. Ecco, questa è la sinergia principale da dover far funzionare. Sì, certo, questo è diciamo che è la base su cui poi costruire tutto il resto.